24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Attento, nonno, sto arrivando! Stai zitto! Se sei qui, stai attento, perché al buio non mi batte nessuno. Nonno, dove sei? Dove sei? Nonno, rispondimi. Dove sei? Nonno, non voglio più giocare. Adesso devi dirmi dove sei. Hai vinto tu. Ah, ti ho trovato, nonno, ti ho trovato. Però adesso alzati, tocca a te. Nonno, che cos'hai? Che cos'hai? Rispondimi. Nonno, rispondimi. Sono io, Carla. Nonno, che cos'hai? Che cos'hai? Rispondimi. Giuseppe. Arrivederci. E di a Pascal arrivederci da parte mia. Gli mancherai molto. Anche a me mi mancherà. E non soltanto lui. So che tu ne hai sempre voluto uno. Allora, per mettere l'ora, fai così. Non si agiti, signor Demetrio. Deve riposarsi. Ha sete? Vuole che cambi l'aria? Vuole che apra la finestra? La radio la spengo? Ha già visto la porta? La porta? Vuole che chiuda la porta? Ha già visto la porta? Quante volte gliel'ho detto, papà, stai calmo, non ti agitare. Eh già, quando si tratta di dire agli altri come dovevano fare sei sempre più bravo. Che caspita vuoi dire? Stamma a sentire, Roberto. Cerchiamo di essere una famiglia unita per una volta. Se non vuoi farlo per me, almeno fallo per papà e per Carla. Lucia, io mi sono sacrificato per questa famiglia. Oh, non credere che sei stato l'unico. Papà, guarda chi c'è. Oh, Madonna. Perché c'è sempre questo cattivo odore in ospedale? Perché mettono il disinfettante, così rimane pulito. Questo è il reparto dei bambini. Alcuni sono malati, altri hanno fatto incidenti. Gli operano anche gli occhi. Gli operano anche gli occhi. Speriamo. Nonno, ho finito. Dunque,
il finale è O. Demetrio. Sì, sono quasi uguali. Però adesso non ho più bisogno di imparare il braille. Ma Carla, guarda che dopo l'operazione non è che ci vedrai proprio bene, devi abituarti, E dopo vedrò come prima. Molto meglio di prima, meglio. Buongiorno, mamma. Ciao, amore. Vittorio Stefanelli se n'è asciutto. Dove è andato Vittorio Stefanelli? Ha passato la porta. La stessa porta tua? Sì, E anche tu la dovrai passare. certo. Tutti la dobbiamo passare. Se n'è andato prima di quando pensassi. Meno male, era ora che... No, che avete capito. Lo dico, soffriva tanto. Per lui è meglio, no? Ciao, Vittorio, sono Giuseppe. E che brutto male ti è venuto, fratami. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il cielo e vengo da te. Ma il cielo dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Grazie, Giuseppe, grazie. Sono sicuro che lassù lo apprezzerà molto. Giuseppe, ma che cosa sta succedendo? Niente, Daniela, scusami. Ti devo parlare, però. Esci da casa mia, disgraziato! Ma come hai potuto chiedermi questo? Gli occhi di Vittorio! Senza Dio! Si sieda, si sieda. Professore, io sono lo nonno della Carla Demetrio. Demetrio? Demetrio? Ah sì, la piccola Demetrio. E come sta? Come vuole che stia, professore? È tanto che aspettiamo questo benedetto trapianto dell'occhio. Caro signore, non si trapiantano gli occhi, si trapianta la cornea. La cornea si trapianta. Anche se il trapianto della cornea è abbastanza difficile, mi creda. Il problema è che io ormai sono vecchio e ho mal di cuore, allora... Però il cuore si trapianta molto bene. E io dico così anche se il cuore non è la mia materia, è tutto un altro mestiere. Grazie. E io sono qua a chiedere se lei potesse mettere il nome della Carla in testa alla lista d'attesa. Lasci che le ricordi le norme che regolano il nostro centro, dove io lavoro. È una struttura statale, dove tutti i pazienti vengono trattati in un modo democratico. E democratico vuol dire a ognuno il suo turno. E solo quando il proprio turno arriva. Vabbè, professore, ma io ho il problema che sono vecchio e ho paura di non avere il tempo. Tutti abbiamo paura. La paura fa parte della condizione umana. Anch'io a volte ho paura. Ma lei saprà che
ci sono anche delle cliniche private dove le liste d'attesa sono meno lunghe e dove i pazienti aspettano meno tempo, ma dove il sistema è decisamente meno democratico. E cioè? 60 milioni, 20 per l'operazione, 40 per la rieducazione. Per il resto non cambia niente, perché in tutti e due i casi sono sempre io che opero. Cioè siete voi che operate? Sua nipote è mia paziente. Non l'abbandonerei mai nelle mani di qualche incapace. Che sono sti soldi? Ale. Quant'è che lavori per la nostra famiglia? 20 anni? L'anno prossimo fanno 30. 30, ma è possibile. Miseria come passi il tempo. Comunque questi te li devo. Dovresti soltanto mettere una firma qui. E con questo documento tu mi autorizzi a brevettare il tuo nuovo bitume a nome della mia ditta. Sì, ma sono io che l'ho già inventato. Ci conosci, Giuseppe? I poi non sono mai stati degli ingrati. Eri un vero morto di fame, quando mio padre ti prese con noi. Ricordi, Giuseppe? Fu lui a farti avere il primo permesso. Giuseppe, se nella vita avrai dei problemi, potrai sempre contare sui buoi, sempre. Ale, firma qui. Ehi, Giuseppe, facciamo il fuoco dopo. Tua madre non vuole, lo sai. Pascala, è ora di andare a letto. No, aspetta, devo aiutare Giuseppe. Finiremo domani. Buonanotte, amore. Buonanotte, Giuseppe. Ciao. Papà, ma dove sei stato? Ti replichiate le medicine? Senti un po', Lucia. Quando io stavo su in Svizzera, mamma come stava? E a me lo chiedi. A lei avresti dovuto chiederlo. Non
non ci ho mai avuto il coraggio. E mo' è tardi. Cosa mi metti oggi? La maglietta a righe nere? Non la voglio quella, voglio la gialla. Ieri non c'era il nonno alla fermata. No, è rientrato tardi da Bari, l'ho rimproverato. Perché ridi? Non me lo immagino, io e il nonno facciamo sempre quello che vogliamo. Carla, tu lo sai che il nonno non sta bene? Sì, ha visto la porta. Sì. Allora, se ha delle idee un po' strane, tu me lo devi dire. Come operarmi il più presto possibile. Ma non di ste cose? Ma sai che questo lo voglio anch'io? E allora perché ne parla solo lui? Dai, sbrigati, che mi tocca andare a lavorare. Sei sveglio, nonno? Vieni, vieni. Vieni qua, siediti qua. Che fine hai fatto ieri? Sono andato a parlare col professor Papaleo. Hai sistemato tutto? 60 milioni. E allora daglieli. E chi ce l'ha 60 milioni? Io non c'ho una lira. Lo zio Roberto è un intellettuale. La mamma, poverina. Però io sono una mezza ideuzza perché c'ho un amico che li tiene. Ehi, però tu mi devi promettere di essere buona, eh? Te lo prometto. Allora andiamo in Svizzera, a Ginevra. E lì c'ho uno che si chiama Breuer, che me li dà. E poi io ti porto subito in una clinica bella, bianca, così pulita che c'ha anche il disinfettante profumato, pensa. E allora è molto ricco il signor Breuer. In Svizzera costa tutto meno perché contano tutto in migliaia, mentre noi contiamo come milioni. Hai capito, no? Sì, ma la mamma mi ha detto di dirgli e lo sapeva un'idea un po' strana. Sta a sentire, partiamo o non partiamo? Partiamo. Ma la mamma la chiamiamo, eh? Ma il cane lo posso avere lo stesso dopo l'operazione? Ma certo, sta a sentire. Come lo conosci questo amico? E io ci ho lavorato per lui molti anni in Svizzera. E perché sei andato lì? Qua non c'era lavoro e molti se ne uscivano. Ma allora tu eri come un albanese? Sì. E la mamma e la nonna e lo zio sono venuti con te? No, sono rimasti qua. Perché? Non si poteva portare le famiglie. E chi ti faceva da mangiare? Bon, mo tocca mettere l'occhiale. Vai. No, non li voglio. Ale, dai, come quando usciamo di casa. Tutto a posto, Giuseppe? Hai qualche problema? Aiutami a sistemare la bambina sul treno. Treno espresso da Lecce per Bologna, Milano e Ginevra è in partenza dal primo binario. Treno espresso da Lecce per Bologna, Milano e Ginevra è in partenza
adesso abbiamo un vecchio pazzo malato di cuore a spasso con una bambina cieca. Roberto, calmati, sono io la madre Carla, no? Me la vedo io. Se tu eri una persona responsabile, a quest'ora non eri una ragazza madre. Com'è la Svizzera, nonno? Come la Svizzera? Beh, innanzitutto è pulita, eh? Sai quando mamma ti cambia la maglia e te ne dà una proprio appena lavata? E poi è piccola ed è più facile da girare perché la puoi girare tutta con l'autobus. C'è il mare in Svizzera? Sì che c'è, ma è piccolo ed è più calmo. E le persone come sono? Beh, sono più calmi anche loro e chiedono subito scusa quando sbagliano e poi gli piace mangiare il formaggio fuso e a mezzogiorno mangiano un solo piatto. Quale? Il secondo. E poi sono molto puntuali. Per questo hanno inventato l'orologio. E sai che nella vita fanno il militare molte volte. Io non voglio che tu passi la porta prima della mia operazione. Non ti preoccupare, amore mio. Io non me ne vado prima che tu non ci rivedi ancora, eh? Quanta neve, guarda Carla, siamo in Svizzera, guarda! Ma nonno, Scusami, Scusami, ogni tanto me lo dimentico. nonno, ho perso un dente. Dammelo, dai, dammelo. Ecco, bravo. Questo qui ci porterà fortuna, sai? Dai, nonno, andiamo. Niente. Sono due scale che si muovono. Pronto? Roberto, sono io. Papà, che sta facendo? Sono in Svizzera, sono venuto da Messie Broyer a Ginevra perché così mi dà i soldi per Carla. Broyer? E che gli vai a dire? Bonjour, c'est moi, donnez-moi l'argent? A Roberto, io la conosco bene Ginevra. Povero Regino Unito! Papà, come sta Carla? Tutto bene, tu va bene? Tu? Nonno, perché lo zio è sempre arrabbiato con te? Perché io mi sono occupato più di te che di lui. Ma lui non è cieco. Sai che adesso siamo sopra un ponte che l'ho costruito io. Lì stanno rifacendo una strada che avevo già rifatta io. Qui c'è il ristorante che sono stato a mangiare tutti i giorni. Plat du jour. Nonno, ho fame. Adesso andiamo dal signor Broyer e ci porta a mangiare.
dispiace. Questo biglietto non è più valido. Aspetti, È la stessa cosa. ma è tutto quello che tengo. Beh, allora, prenderò questo qua. Lo rifilerò a un giapponese. Buongiorno. Buongiorno. Grazie, Grazie a lei. Lo vedi, il signor Braille? Non ancora. Lo vedi il signor Braille, nonno? No, non ancora, aspetta. Il cantiere dell'ospedale è terminato? E che cosa aspettate allora? Signor Braille! Signor Braille! Gentili ascoltatori, buonasera. Questa è l'edizione del giornale radio di domenica 20 ottobre. Oggi è stata la consultazione popolare sull'iniziativa contro la sovrappopolazione straniera. Questo, quindi, sarà un giornale diverso dagli altri. Cominciamo con i risultati appena giunti. Il popolo svizzero e i suoi cantoni hanno respinto in modo compatto la terza iniziativa contro la sovrappopolazione straniera. 2/3 dei votanti hanno dunque detto no all'espulsione degli stranieri. Rimane comunque in dubbio. Così gli svizzeri ci hanno dimostrato che c'hanno bisogno di noi, a lavorare nel nostro paese. Questi i risultati finali. 1.875.315 votanti. Un terzo di sì, ostrega. Uno svizzero su 3 contro di noi. Guarda, che se anche avesse vinto il no, Broyer mi faceva stare qua lo stesso. Giuseppe, tu delle volte proprio mi fai cascare le braccia. Ma non capisci che Broyer ti sfrutta? Ma sei tu che mandi avanti la baracca. E lui come ti ricompensa, eh? A me lui mi dà da mangiare, a me e alla mia famiglia, quindi mi basta. A proposito, ma come mai, scusa, tu non hai mai fatto venire qui la tua famiglia? Dopo tanti anni ne hai tutti i diritti. Quelli sono fatti miei. Sai qual è il tuo problema? È che tu della lotta di classe non hai mai capito un tubo. Gli operai di qua e il padrone di là. L'uomo contro il capitale. Ma perché continui a dire queste stronzate, tu? Io dico queste stronzate perché non voglio finire sfruttato come te. Io voglio tenere duro. Fra 3 anni posso portare qui mia moglie e mio figlio. Mi pianto qui e gli svizzeri mi dovranno rispettare. Verranno a mangiare nella mia mano, te lo dico io. Giorgio, tu sei troppo ambizioso. La Svizzera è troppo piccola per te. Giuseppe, tu sembri tanto un coglione. Ma delle volte mi viene il sospetto che prima o poi anche tu finirai per capire qualche cosa. Nonno, dove sei? Ho fame! Dei campi profughi sono nel frattempo sempre più persone sono arrivate a Sotto le nostre case. Non sappiamo cosa fare, dove andare a vivere. Hanno portato via tutti. Che stai facendo? Vado in Svizzera. Non c'è bisogno che ci andiamo tutti e due. E poi costa troppo. Appunto, tu non vieni, vado da sola. Scusa Lucia, non ti vedo andare in giro per la Svizzera a domandare excusez-moi, vous avez vu ma fille et mon père? Ma
Devi essere proprio stronzo per pensare che io possa abbandonare così mia figlia. Ma non è questo che voglio dire. Ecco 100. Grazie molte. Buongiorno a tutto il mondo. Vieni, mettiamoci qua. Ecco, qua. Aspetta. Ecco qua. Dove sarà il signor Breuer? E non lo so, sarà a casa sua che mangia. Tu cosa vuoi mangiare? Ci sono panini in Svizzera. No, quelli che dici tu. Qui ci sono panini aperti col formaggio fuso sopra che si chiamano Côte au fromage. La specialità. Però io voglio un panino chiuso al prosciutto e una coca. Ok, signorina, per favore. Un panino al prosciutto e una coca per la bambina e per me croûte au fromage e del tè. Non facciamo da mangiare. Cosa? Ma ha già mangiato qui per 30 anni. Le plat du jour, le plat du jour. E adesso non facciamo più da mangiare. Lei non è svizzera, vero? Portoghese. René c'è? René? Sì, il proprietario. Non è lui il proprietario. Ha venduto, René, sono 10 anni che ha venduto. Venduto? Offriva più di quanto guadagnava ed è saltato. Altra classe rispetto a questo qua. Aspetta. Mi scusi, signore. Volevo chiederle, lei per caso conosce Monsieur Boyer? Boyer? Sì. Oh, ma ormai non c'è più Boyer. E da tanto anche. Come no? Eh sì, ha fatto boom qua dentro. Boom? Beh, almeno così dicono, nessuno sa veramente. Quello che so è che ora è il figlio che si occupa della ditta. Ma chissà dov'è. Perché le mani così sudate, nonno? Che c'è? Niente. Credo che abbiamo sbagliato casa. Dai, spicciamo, ne? Andiamo sopra l'autobus. Non andiamo a salutare più il signor Breuer. E se non ci pensavo io alla famiglia, chi ci pensava? Avevo 12 anni quando papà è partito. Tornava solo 2 volte l'anno. Era come se non esistesse. Non sei mica l'unico che non conosce suo padre in questa famiglia. Siete insieme? Sono tutti così gli autobus in Svizzera. E voi chi siete? Che diavolo ci fate qua?
Buongiorno signore, Demetrio Giuseppe. Noi stiamo cercando un indirizzo. Ma che razza di storia è questa? Avanti, scendete. La prego, lei è Lupustino, vero? Ecco, per favore, noi vogliamo chiedere solo un piccolo indirizzo. E magari volete pure che vi ci porti, vero? Merci, Adesso andiamo a conoscere Pascal. E chi è Pascal? È lo figlio di Messer Broyer. Se come il padre siamo a posto. Monsieur, sto cercando Pascal Broyer. È proprio davanti a lei. Sono contento di rivederti, Pascal. Vieni. Nonno, ma dove sei adesso? Allo? La diga di Longren. Ah, sì, mi ricordo. Oh no, aspetta. No, Messer Broyer non c'è più. Allo? Sì, sono io. Ah, buongiorno. Sì, lo facciamo ancora. No, non saremo in molti, un giorno dovrebbe bastare. C'è poca neve, vero? D'accordo. Va bene alle 8 allora. A domani. Au revoir. Adesso sono io, Monsieur Broyer. No? Non ti dà fastidio vedermi così, vero? In fondo mi hai visto crescere. È strano che proprio oggi mi chiedano del tuo bitume. Non vorrei offenderti, ma ormai non vale più molto. Al giorno d'oggi vogliono tutti la resina sintetica. E tu? Perché sei venuto? Per la bambina. Povera piccola. Mi hanno detto che Messer Broyer è malato. Malato? Chiamalo malato. Ha proprio capito tutto invece. Ha sentito il vento che girava, mi ha venduto la dita e si è ritirato. Ho bisogno di parlare con lui. Che cosa ti serve? È che mi serve il suo aiuto. Lì dove sta non può più aiutare nessuno. È molto importante per me, Pascal. Bello, eh? Una vera fiera da esposizione. Ogni tanto li tiriamo fuori tanto per scaldare i motori. Sai, l'unico settore che è rimasto in attività è quello dei debiti ormai. Ma ha i suoi lati positivi. Mo Pascal ci porta a fare un giro sulla moto. Dobbiamo proprio. Vuoi toccare lo viso di Pascal? Sei già andato a trovare mia madre? No, non ancora. Dovresti, e farebbe piacere rivederti.
tutto bene. Allora che fai? Vieni con noi, Pascal? No. Allora... Ciao, Giuseppe. Ciao, Pascal. Sono contento, di averti rivisto. Va bene. Ma andiamo a conoscere Messie Broyer. Che c'è adesso? Non mi piace la Svizzera. Voglio tornare a casa. Dai, su, non fare capricci, per favore. Non mi piace la Svizzera. La gente non è calma per niente. Mangiano i panini aperti. Negli autobus si siedono su pacchi di cartone. Le scale si muovono da sole. E poi quando si va a cercare un amico non c'è mai. Fa un freddo cane. Sono stanca, voglio tornare a casa. Anch'io sono stanco. Credi che sia facile per me, eh? Come faccio io se le cose non sono come mi dici? Mi posso fidare solo di te. Dammi la mano. Di me ti fidi, no? Una visita per lei, mon colonnello. Giuseppe, che ci fai qui? Messie Broyer, io sono arrivato. E come state? A meraviglia, amico mio. Guarda qui, non è uno splendore. È l'opera della mia vita. Perché bisogna dirlo, che abbiamo combinato nella vita, eh? Abbiamo riempito la natura di bitume. Non mi pare che ci da esserne fieri. Caramelle? Messie Broyer ti offre una caramella. Grazie, signor Broyer. Vede, in Italia l'operazione costa un sacco di soldi. 60 milioni. Aspetta, adesso lo fa. Giuseppe, voglio dirti tutta la verità. La verità è che noi svizzeri vi abbiamo sfruttato bene a voi italiani. Sì, io per primo. Vi facevamo venire con le vostre valigie di cartone, vi pagavamo col contagocce mentre noi ci riempivamo le tasche. E quando alla fine non servivate più vi mandavamo via. Ma oggi ho l'occasione di riscattarmi. Non ancora. Eccolo. È il tuo brevetto. Te lo rendo, Giuseppe. Ora puoi metterci il tuo nome. Purtroppo, sai, al giorno d'oggi non vale più molto. Te li ha dati i soldi? Va bene, andiamo via, va.
Posso andare a salutare il signor Breuer? Grazie, signor Breuer, grazie. Sei contento di averlo rivisto, il signor Breuer? Sì, sì. Ti ha dato i soldi? Sì, me li ha dati. Me li fai toccare? Me li fai toccare? Un biglietto solo? Sì, ma vale molto. E basterà per la mia operazione? Certo, basta e avanza. Ti ricordi che ti avevo detto che gli svizzeri contano in migliaia, non in milioni. Mo' andiamo a prendere lo treno e torniamo a casa. Non dovevamo preparare la mia operazione in Svizzera? Ma avevi detto che non ti piaceva la Svizzera. Adesso mi piace, se sono tutti come il signor Breuer così gentili. Perché piangi, nonno? Perché alle volte si piange anche dalla felicità. Nonno, che c'è? Sono cascate le pillole. Dove, nonno, dove? Qua, per terra. Ne ho trovata una, ne ho trovata una. Credi che viveva qui? Non è possibile. Papà era un capomastro.
andiamo? Siamo nella strada dove si comprano i regali. Ma io il mio regalo l'ho già avuto. Adesso ti porto in un altro ristorante. Guarda che il panino aperto non me lo mangio. Mi scusi, monsieur, lei è stato invitato? No, ma io sono un vecchio amico di Giorgio. Sì, ma... No, non da far pipì. Mi puoi dire dove è la toilette, per favore? Ce la fai da sola? Sì. Su qua io, eh? Sì. Giuseppe! Buonasera, Giorgio. Bella festa, eh? Chi è la sposa? Non è un granché. Ti ricordi il garage Hurliman? Quello che vendeva i camion a Boyer? Certo. È sua figlia. Si sono incontrati quando Luigi è andato a comprare la Porsche. Una macchina che mi è costata cara. Ti ricordi quando ti dicevo la Svizzera è troppo piccola per te? Tra me e te, mio figlio è un coglione. Ma è mio figlio. Anch'io ho dei problemi con mio figlio. Tuo figlio, mio figlio, quello di Broyer. Tutti coglioni. Una generazione perduta, non sono come noi. Cari amici miei, un brindisi agli sposi. A Sabina mia figlia, a Luigi mio genero, tanta felicità. E vive les mariés! E viva l'Italia! E fa in culo la Svizzera! Nonno, non dire parolacce. Voglio dire una cosa. Noi, gli italiani, abbiamo costruito la maggior parte delle vostre case. Ma per colpa di una legge di merda non ci abbiamo mai vissuto. È stata questa legge che ci ha fatto stare quasi tutta la vita lontano dalle nostre famiglie. Abbiamo dato a questa terra lo meglio di noi. E sapete per cosa? Ve lo dico io per cosa. Per niente! Adesso basta. Per monsieur. niente! Venga, mi segue. Merci beaucoup, Ho detto basta, basta. Tu va bene, tutto bene. Mangiate. Nonno, dove vai? Dove vai? Tu stai qui che io e il nonno dobbiamo parlare. E al matrimonio di mio figlio tu, Giuseppe, mi vieni a fare questo casino! Guardati, Giorgio. Guardati. Che cos'ho? Niente, monsieur. È tutta la vita che cerchi di diventare uno svizzero. Ma tu agli svizzeri non ci piaci. A loro ci piacciono solo i tuoi spaghetti. Ma bravo. Bravo il nostro Giuseppe. Il mulo dei Broyer. Che viene a fare la morale a me. Guarda, Filippo. Guarda questo vecchio. Figurati che 20 anni fa il signor So Tutto Io ha inventato un nuovo tipo di bitume. Un prodotto geniale che avrebbe potuto renderlo molto ricco. E sa che cosa ne ha fatto?
L'ha donato al suo padrone. Bravo, Giuseppe. Bravo, bravo. Giorgio, ti offro la possibilità di ridere ancora del tuo vecchio amico Giuseppe. E allora mio nonno ha detto al professor Papaleo 60 milioni. È troppo caro, io vado in Svizzera perché lì il signor Breuer conta in migliaia e non in milioni. E allora? Ed è ricco lo stesso e pagherà per l'operazione. E poi? Niente, mi ha guardato come se non mi avesse mai veduto in vita sua, così come si guarda un rettile. Poi con tratto s'alza, va verso una cassetta, tira fuori il famoso brevetto e fa: quanto ne regalano? Sei tatuato. Io sono venuto qua per operare all'occhi la bambina. Invece mi si sono aperti i miei occhi. Ma anche tu sei diventato cieco, eh? Non ti preoccupare. Alle volte succede. A tutti. Papà, ti aspettano tutti di là. E che ci fa qui quest'imbecille? Luigi, tu parli in un altro modo del mio amico Giuseppe, vero? Senti, papà. Io e lui ne abbiamo passate tante. Gli devi rispetto. Adesso ti scusi e poi vai dalla tua bionda. Capito? La prego di scusarmi, Messie. Senti, Giuseppe, per la bambina quanto ti serve? Ma non sono venuto qua per i soldi. Quanto? 60 milioni. A quanto sta la lira? 83 centesimi, monsieur. Papà non doveva farlo, però almeno lui ha fatto qualcosa per Carla. Ma non è venuto solo per lei. Sarebbe tornato comunque. Una parte della sua vita è qua. Tengo paura, Roberto, per lei e per lui. Ehi. Ci sta facile, eh? No. Nonno è il figlio del signor Breuer. Non gli assomiglia, vero? Ma me mi chiedi una cosa del genere? Perché a volte non so se le cose sono come me le racconti tu. Ma tanto fra un po' vedi il mondo con i tuoi occhi, quindi... Forse non è così bello come lo vedo io. E allora chiudi gli occhi e continui a vederlo come l'hai sempre visto. È così che fai tu? Alle volte sì. Filippo, non si va più all'hotel. Avanti! Bonsoir, madame.
Allora domani alle 10, come stabilito. Come stabilito. Chiamerò la clinica comunque verso le 8. Bonne nuit, madame. Buonanotte, signor Demetrio. Buonanotte. Perché sei tornato, Giuseppe? Lo sa che sono suo padre? Ha sempre avuto il dubbio. E perché non gliel'hai mai detto? Perché sono come te. Vorrei proteggere tutti. È cresciuto proprio bene, eh? Il merito è tuo. Sei tu che l'hai piantato. Ti ricordi la canzone Azzurro? Azzurro. E va a finire con e quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Sì, le corna ce l'abbiamo, ma il problema è che Monsieur Demetrio, sua nipote non risiede in Svizzera e questo fa alzare decisamente i costi. Ma i soldi li tengo, posso pagare. Sì, ma serve anche una firma. Ma posso firmare io? Solo i genitori possono dargli il consenso. Docteur, le posso parlare un istante? Allora che cosa ha detto? Niente di speciale, signore. Ma la opera, vero? Sì, sì, certo. E per la firma? Ci siamo messi d'accordo. E cioè? Sarà pagato di più. Tutti lavoriamo per chi ci paga. Ma Giorgio che dirà di tutto questo? Sarà d'accordo con me. Buongiorno. È mia figlia. Avec notre père.
aver paura, eh? Quando ti svegli sarò vicino a te. Abbiamo fatto bene a venire in Svizzera, nonno. Mi ha fatto molto bene. Che facciamo adesso? Tu pensa a lui, io vado da Carla. Sì. Andiamo a cercare un medico. No, sto bene, Roberto. Davvero sto bene. Papà, ma tu stai male? No, devo andare là io. Dove vuoi andare? Dai, devo andare là. Sono sempre tornata, no? Dai. Va bene. Andiamo. Vengo anch'io. Non ti preoccupare. È passato. C'ho bisogno del tuo aiuto. Non credo. Puoi farlo anche da solo. Roberto, tu rimani qua. Ti accompagno. T'ho detto, tu rimani qua. Monsieur.
Come va il cantiere, Pascal? Va avanti. Siamo un po' in ritardo. Sono operai a giornata, non sono pratici. Ciao. Questo è tuo fratello. Beh, basta così. On y va, je dois rentrer maintenant. Amore, vieni qua che vedi meglio. Allora, quale ti piace di più? Quello lì. Quello è blu. E quello che cos'è? Quello è verde. Non me lo immaginavo così il verde. Ma come te l'aspettavi, Betty? Più verde.